L'immigrazione in Veneto, come in altre zone d'Europa, sta assumendo proporzioni sempre più vaste che ne rendono sempre più difficile la gestione. Di fronte ad un'ondata apparentemente inarrestabile, il Veneto si trova, secondo Zaia, nella difficoltà oggettiva di poter programmare un'accoglienza destinata in partenza a risultare insufficiente col proseguire degli arrivi. Se noi avessimo la certezza che i prossimi 700 che arrivano saranno gli ultimi non profughi, mi permette di dire, ma si chiamano immigrati, e da quel giorno non ce ne sarebbero più, non ce ne siano più, allora uno può dire vabbè, vediamo di affrontare il problema. La verità è che l'anno scorso ne sono arrivati 170.000, quest'anno chiuderemo il bilancio con 200.000 e il prossimo anno saranno ancora di più. In Africa è passata l'idea che in Italia si può andare senza nessun problema, anche senza documenti, con dei mezzi di fortuna. Questo esodo di proporzioni bibliche verso il nostro paese non può essere risolto né dalla regione Veneto né tantomeno dai suoi comuni, con tutta probabilità neppure dall'Italia. Il nostro governo ha però, secondo Zaia, una responsabilità tutt'altro che trascurabile nel non aver posto con forza la questione durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Oggi scandalosamente siamo abbandonati dall'Europa e dalla comunità internazionale, che non viene mai presa di mira da nessuno, tantomeno dalla Chiesa, che potrebbe ad esempio chiedersi come mai la comunità internazionale assiste a questo esodo biblico, assiste a questi morti in mare e non ha nulla da dire.